Ciao! Ed ecco pronto il tutorial! Sì, ce l'abbiamo fatta! Lo trovi nel nostro canale YouTube e anche nella nostra pagina Facebook. Vi aspetto, mi raccomando, se realizzate questi alberelli, taggatemi, ok? Sono Maria di Craft in Mami, ciao! Ecco gli ingredienti per realizzare il nostro alberello. Io ho scelto dell'aiuta rossa, poi serve un cono, questo è alto 24 cm, ha un diametro di 11. Poi ancora ci servono degli spilli, tanti spilli, poi ci serve un vasetto di terracotta, eccolo qui, ci servono ovviamente delle forbici, ci servono delle decorazioni natalizie, io ho scelto della lana o comunque quello che avete in casa, ci serve ancora uno stecchino e poi ci serve un ago a cruna larga, ok, e poi del filo, in questo caso da ricamo, comunque un filo abbastanza spesso. Per realizzare il mio alberello avrete bisogno di 8 bande di juta di 1 metro altezza 10 cm e 4 bande sempre di juta altezza 9 cm per 1 metro. Insomma, poi vi adattate e vedete cosa avete a casa. Per realizzare il mio alberello è davvero semplice. Innanzitutto piegate in due la vostra banda, ok? E quindi cominciamo a cucire i due lati in questo modo con una filza. Quindi passate il filo, fermate così evitate che il lavoro si disfi. E qui la necessità di avere un filo abbastanza robusto e poi cominciate la vostra filza. Allora, nessun problema se si formano questi sfilacciamenti perché tanto poi non si vedranno, quindi nessun problema, verrà tutto nascosto all'interno dell'alberello. In secondo luogo, se avete una macchina da cucire e volete evitare questi sfilacciamenti, non fate nient'altro che unire i due lati con uno zigzag e poi fare questo tipo di lavoro a mano, oppure se volete potete fare questo tipo di lavoro anche con la macchina da cucire. Io preferisco farlo a mano perché lo trovo rilassante e divertente, poi comunque lo può fare chiunque, cioè senza avere la macchina da cucire. Quindi continuate a fare questo tipo di punto, ok, la filza, e poi tirate, perché il trucco in questo caso per i miei alberelli è quello di avere un'arricciatura molto serrata, ok, quindi deve essere veramente molto stretta, deve essere molto arricciato. Quindi continuate a fare questo tipo di lavoro e lo farete ovviamente per tutte le bande, quindi per le 8 bande, quelle alte 10 cm, e per le altre 4 bande alte, in questo caso 9 cm, che saranno la parte finale dell'alberello. Arricciate sempre bene, mi raccomando, perché l'effetto dei miei alberelli dipende da quello. Non lasciateli assolutamente molli, a meno che non vi piaccia così, però il mio deve essere assolutamente tirato, ok, in questo modo. Siamo quasi arrivati alla fine della banda, l'ultima banda, ce ne sono tante ma è un lavoro di relax. Ecco, siamo quasi alla fine, poi tirate, vedete l'effetto? E poi andiamo a chiudere il lavoro. Ed ecco pronte le mie bande arricciate. Come vedete l'arricciatura è molto serrata, non preoccupatevi per gli sfilacciamenti. Queste sono le 8 bande da 10 cm e queste sono le 4 bande da 9 cm. Il procedimento è davvero molto semplice, quindi munitevi del vostro conetto e poi degli spilli. Quindi cominciamo a prendere le bande più grandi e quindi cominciamo a puntarle all'interno del nostro alberello. Quindi
cominciate a puntarle così, l'arricciatura, tirate il vostro alberello, il primo lo metterete ovviamente in basso, quindi puntate e via. Continuate a fare questo tipo di lavoro. Ok, giriamo il nostro alberello così. Non preoccupatevi neanche di cucire una banda con l'altra perché veramente non serve. Prendiamo la seconda banda e via, tutto intorno, così, spillo, poi prende bene, assolutamente prende bene. Allora, perché ho scelto di realizzarla con gli spilli? È semplicissimo, perché finite le feste natalizie io vorrei recuperare queste bande, quindi ho già in mente qualcosa e vi farò vedere con un prossimo tutorial che cosa andremo a realizzare con queste bande. Lo stesso anche per il conetto, che così lo andiamo a recuperare senza alcun tipo di problema. Ovviamente se voi volete tenerlo potete anche incollare, però vi assicuro che non c'è proprio necessità. Ok, vedete? Il primo giro è praticamente realizzato, vi assicuro che tiene. E adesso via via andiamo ad aggiungere le altre bande con lo stesso sistema. Quindi appoggio la mia banda sul cono e comincio nuovamente a sistemare l'arricciatura attorno al cono in questo modo. Quindi utilizziamo spilli, sistemiamo e puntiamo, niente di più. Di qui la necessità di avere un'arricciatura molto serrata, ok? Veramente veramente arricciato. Spilli, si gira e si punta. In questo modo, come vi dicevo, il pino sarà completamente riciclabile in altri modi, quindi si salvano sia il cono e sia ovviamente l'aiuta. Si continua a girare. Siamo arrivati quindi alla parte finale del nostro alberello con le bande da 9 cm. Come vi dicevo, il problema dello sfilacciamento è praticamente superato, nel senso che vedete, costruendolo tutto si nasconde, non si vede assolutamente nulla. Quindi andiamo a mettere le ultime bande, insomma le più piccoline. Anche per le ultime la tecnica è la stessa, non cambia nulla. Quindi andiamo a mettere le 4 bande attorno al nostro pinetto, usiamo sempre gli spilli e via via giriamo e andiamo a completare il nostro albero. Vedete, niente di assolutamente complicato, semplice, rilassante e di sicuro effetto per il vostro albero di Natale. Può essere anche un pensierino, insomma una parte decorativa della vostra casa. Okay. Continuiamo. Ovviamente i 9 cm perché ho preferito dare un'altezza leggermente
diversa le bande, proprio perché si va a completare, diciamo, la parte più sottile dell'albero, quindi la parte superiore. E adesso andiamo a ultimare il nostro alberello, quindi andiamo a puntare. Andiamo a puntare bene la parte finale, però noi andremo a mettere la nostra punta. Ok, girate così e puntate in questo modo. Si può dire che il nostro alberello è ultimato per quanto riguarda la struttura, molto semplice. Ecco, se vedete che avanzano questi fili non fate nient'altro che ovviamente andarli a tirare. Tagliate i fili che sporgono. Ecco, il nostro alberello praticamente è ultimato. Ora prendete il vostro vasetto di terracotta e utilizzate, in questo caso della lana o comunque del filo verde, lo avvolgete intorno così e create delle mini decorazioni natalizie. Voi potete comunque realizzarlo come volete, ok? Quindi si tratta solo semplicemente di dare così un po' di colore a un vasetto di terracotta, ma voi potete dipingerlo. Adesso io qui andrò a mettere un piccolo fiocchetto a chiusura. Ed ecco decorato il vasetto in maniera molto semplice, e poi sopra andremo a posizionare il nostro albero. Siamo ormai arrivati alla fine del nostro alberello. Ora torna in gioco lo stecchino che io ho già rotto a metà. Ho creato 2 decorazioni natalizie utilizzando in questo caso del feltro, ma niente di complicato, voi potete decorarlo come lo volete. Lo stecchino serve semplicemente per questo, nel senso che io lo andrò a mettere all'interno della mia stella, lo incollerò e creerò la decorazione natalizia che verrà posizionata in cima all'albero. Ed ecco qui la mia stella natalizia con lo stecchino che andrò a posizionare in cima al mio albero. Direi che siamo giunti al termine. Ho posizionato la mia stella, ho posizionato il mio alberello sopra il vasettino di terracotta. Quello che avanza possono essere delle decorazioni natalizie che vi ho presentato all'inizio. Io il mio alberello lo preferisco così, non so, mi piace pulito. Ne ho in realtà preparato un altro, vedete, e ho utilizzato tutte quelle palline, le ho applicate con la colla, un leggero filo di colla, però come vi dicevo preferisco non applicare decorazioni perché poi vi farò vedere come questa aiuta verrà riutilizzata più avanti.